Allora, siamo a Los Angeles col console generale Raffaella Valentini. Intanto grazie per l'ospitalità e per questa bellissima mattinata di costruzione. Noi rappresentiamo la Sicilia, quindi un messaggio del vostro ruolo e del territorio e anche di tante iniziative che ci ha raccontato anche per l'anno prossimo in progress. Innanzitutto sono io che ringrazio anche voi per averci cercato, per aver voluto confrontarvi con noi. Noi siamo un consolato, come tutti i consolati d'Italia nel mondo, aperti alla collaborazione. Noi vogliamo aiutare le nostre regioni, i nostri operatori ad affermarsi in mercati, soprattutto importanti e così accoglienti anche come quello statunitense. Quindi noi siamo qui, Los Angeles in particolar modo è una realtà molto interessante per Los Angeles e la California, per gli operatori italiani, per le aziende italiane. A Los Angeles abbiamo tra l'altro la fortuna di avere un sistema Italia molto ricco e presente. Abbiamo il Consolato d'Italia, abbiamo l'Istituto per il Commercio Estero, abbiamo una Camera di Commercio, abbiamo addirittura l'ufficio che promuove il turismo italiano, il turismo straniero in Italia. Quindi siamo pronti ad aiutarvi, la nostra porta è aperta e sono certa che le occasioni saranno moltissime perché questa è una realtà pronta che ha voglia di accogliere l'Italia sempre di più. La qualità e l'eccellenza italiana che la regione Sicilia e i prodotti siciliani tra l'altro rappresentano nel modo migliore. Ci aveva anticipato che c'era per il 2024, avete progetti, c'è quindi un ulteriore, state lavorando in questo senso. Sì, il 2024 è un anno speciale per noi e per Los Angeles. Il 1° di luglio arriverà l'Americo Vespucci, attraccherà qui, resterà per qualche giorno e sarà accompagnata in questa sua sosta dalle frecce tricolori e quindi siamo tutti entusiasti e sarà un'occasione per celebrare ancora una volta il Made in Italy qui negli Stati Uniti. Per cui anche noi come Consolato Generale ci stiamo preparando a questo anno, abbiamo anche delle iniziative che prepareranno questo importante evento e ancora di più, quindi l'occasione sarà assolutamente da cogliere. Grazie. Grazie, grazie.